che questi luoghi venivano scelti in maniera molto oculata e avevano sempre delle caratteristiche, una delle quali, quella che a noi interessa nella serata di oggi, è quella di essere in un luogo con una grandissima apertura all'orizzonte, rialzato rispetto al terreno, o con la possibilità di lasciare spaziare la vista all'orizzonte. Se voi notate, tra l'altro, questi luoghi avevano una capacità di comunicazione con tutto il territorio, con un'apertura ottimale per piantarci le antenne e i ripetitori radio-televisivi. Tutti quanti conoscete le antenne e i ripetitori dei Colli Euganei, ad esempio, no? Poi guardate dove sono queste antenne e ci sono o tracce di templi, di zone, di aree cultuali, oppure tutta una serie di leggende che accompagnano quel luogo. La zona in cui state voi, la Carega del Diavolo, tra casa tua e Calaone. Di Carega del Diavolo ce ne sono 3 nei Colli Euganei. Carega, per chi non parla dialetto, è la sedia, ok? Anche dove ci sono le basi militari però. Lì ci sono basi militari in questi luoghi, ripetitori oppure conventi, perché sono i posti migliori dai quali tu puoi osservare tutto quanto intorno a te e poi comunicare con altri luoghi altrettanto strategici. E non solamente comunicazione su questo livello, su questo piano, ma comunicazione essenzialmente con le divinità che abitavano nel mondo di sopra e in quelle del mondo di sotto. Questa è una collinetta artificiale a Newgrange, Irlanda, dove abbiamo visto che solamente il primo raggio dell'alba del 21 dicembre entra dentro attraverso questa fenditura qui, okay, questa è l'entrata, ma attraverso questo vano, questa fenditura, entra dentro un raggio di luce che solo quel giorno arriva a sbattere qui in fondo, dove sono rappresentate tutta una serie di spirali e altri simboli archetipici antichissimi. Vado un po' veloce perché le avevamo già viste, no? Mezzogiorno dell'equinozio, quindi il giorno in cui le quantità di ore di luce e le quantità di ore della notte si equivalgono, equinoctis, l'equinozio, no? Cioè il giorno come la notte. A mezzogiorno Teotihuacan, il serpente piumato, Quetzalcoatl, okay, scende dal cielo per portare le sue qualità in terra. Questa è la testa, vedete, con la bocca aperta, e questo qui è il corpo che viene disegnato dall'ombra, ok, che viene proiettata dal sole su questi gradini, si proietta qui. Il Cianquillo nel nord del Perù, luogo di avvistamento, cioè di osservazione, 13 torrette in pietra, segnano il momento dell'equinozio, il momento del solstizio di dicembre, che ovviamente in Perù è tutto quanto rovesciato, quindi questo in dicembre è il solstizio estivo e questo qua è il solstizio invernale in giugno, perché è l'opposto, giusto? L'equinozio invece è uguale. Questo è il punto osservazione. È un enorme orologio solare. Ma noi abbiamo detto che questi enormi osservatori e orologi solari non ci sono solamente in giro per il mondo, ci sono anche da noi. Allora da noi un veneto normalmente dice vabbè, ma siete tutti quanti in Sardegna, qua in Nuraghe, in Sardegna, perché là c'hanno le robe belle, interessanti. Poi là hanno fatto tutti gli studi, infatti c'è per fortuna tutta una generazione di ricercatori che hanno scoperto non solamente che i Nuraghe e i luoghi di culto antichi sono tutti quanti collegati tra di loro con l'alba e il tramonto del sole in certi giorni dell'anno, ma sono anche collegati tra di loro, nel senso che vanno a costituire una rete territoriale. Anche questa è una delle conoscenze antiche che a noi sbalordisce. Non pensavamo assolutamente che ci potesse essere una rappresentazione del territorio fino a questo punto, una conoscenza del territorio fino a questo punto, perché non abbiamo mai trovato mappe, eppure, e adesso lo dimostrerò anche sui Colli Euganei, c'era probabilmente ancora molto prima dei Veneti, quindi all'epoca degli Euganei
si sono succedute sicuramente tutta una serie, ma per millenni, non per centinaia d'anni, civiltà si sono insediate nel territorio in luoghi ben precisi, non a caso. Meggiaro, scusami se è cascata proprio a fagiolo stasera perché proprio si parla di quello. A Meggiaro hanno trovato dei tumuli con delle sepolture dell'Eneolitico, vale a dire 4500 a.C. Se tu mi costruisci un tumulo per seppellire un tuo caro, qualcuno che ha un valore comunque all'interno del tuo clan, tu devi essere organizzato socialmente, devi avere tutta una serie di relazioni molto articolate e devi avere le conoscenze e la calma e la tranquillità per costruire un tumulo del genere. Quindi vuol dire che sono stati costruiti in un periodo storico di prosperità. Oltre alla Sardegna, noi abbiamo ospitato Giovanni Feo, che è lo scopritore dell'unico cerchio di pietre esistente ancora in piedi in Italia. Queste qua addirittura sono più profonde, cioè più alte di Stonehenge. Questi sono 4,5 metri, sotto ce ne sono altri 3. Sono monoliti questi qui, molto probabilmente scavati da una collina di tufo, ma sono stati scavati, sono 10 e sono staccati tra di loro. Non sappiamo ancora se sono stati portati lì o sono stati ricavati dalla sommità della collina. Fatto sta che lì, questo è l'interno, no? E troviamo scavate su questi massi delle canalette che indicano i giorni dei solstizi e degli equinozi. Pitigliano, in Toscana, scusami, sì, vicino al lago di Bolsena, Sovana, Sorano. Stiamo ricostruendo un territorio che è enorme, sono decine di chilometri di connessione visiva e non solo tra vari luoghi.